Protagonisti dello sport che conta si sono dati appuntamento qui al Verdura Golf Resort di Roccoforte nel primo grande evento organizzato all'interno di questa grande struttura di Sciacca, la struttura del turismo di lusso. E da oggi infatti sono iniziati i Sicilian Open di golf, un evento inserito nell'ambito dello European Tour. Personalità di spicco, grandi campioni, tra di loro c'è anche l'italiano Matteo Manassero che ha appena 18 anni, 19 li compirà tra pochi giorni. Ormai Manassero viene ritenuto più di una promessa, è lui uno dei favoriti di questo torneo. Lo abbiamo intervistato ieri al termine di una conferenza stampa che ha tenuto dopo una giornata di gare nell'ambito di un'anteprima che lo stesso Manassero, ma naturalmente anche tutti gli altri golfisti che partecipano a questo evento, hanno disputato sotto un sole cocente. Sentiamo Manassero. L'architetto ha fatto un ottimo disegno, insomma, un campo divertente, sicuramente ci saranno degli ottimi risultati, speriamo siano di italiani. Hai detto che il tuo obiettivo è quello di entrare tra i primi 50 del mondo? Sì, è il mio obiettivo, prima era obiettivo per entrare al Master, adesso obiettivo diciamo per avere opportunità di gioco sempre migliori, quindi per riuscire a qualificarmi negli altri major, nelle gare più grandi che posso giocare quest'anno, quindi questo è il grande obiettivo. Tra gli ospiti di questo appuntamento il più atteso era sicuramente Cesare Prandelli. Il commissario tecnico della nazionale però ha dovuto dare forfait perché ieri sera era impegnato a San Siro ad assistere al quarto di finale di Champions League tra Milan e Barcellona. Però a Sciacca si è presentato regolarmente Gianfranco Zola, ricorderete tutti, l'ex stella di Cagliari, Napoli, Parma e soprattutto Chelsea. Ebbene, Gianfranco Zola è un grande appassionato di golf e ne abbiamo approfittato per parlare sia di golf, sport che lui pratica dal 1996, ma naturalmente anche qualche battuta sul calcio. No, il posto è veramente bello, il campo è bellissimo, l'albergo è tanto no, devo dire che non posso che fare grandi elogi e non sono parole di circostanza. Nomi importanti, come vi dicevo in apertura, che presenziano qui al Verdura Golf Resort di Roccoforte. Tra di loro c'è l'estroso John Daly, estroso perché usa vestire abiti sicuramente sgargianti e molto colorati, ma anche questo fa parte del personaggio. E poi c'è l'italiano Costantino Rocca, che è un nome molto importante nell'ambito del circuito del golf. Con lui abbiamo scambiato due battute. In base alla sua esperienza ha fatto un buon lavoro su Roccoforte? Il campo è in buonissime condizioni, i green sono molto belli, delicati però molto belli. Speriamo che non ci sia troppo vento, sennò per me diventa troppo lungo. Ecco, volevo chiederle questo, come si spiega questo boom del golf in Italia? Questo interesse così accentuato? Diciamo che non siamo ancora, siamo all'inizio. Però se il sud Italia facesse più campi da golf sicuramente sarebbe importante sia per il turismo che per incrementare i giocatori italiani nel golf. Molti volti noti, come dicevamo prima, tra di loro anche il giornalista Massimo De Luca, già direttore dei servizi sportivi di Mediaset e poi della RAI. Anche con lui abbiamo approfittato dell'occasione per soffermarci e per parlare un momento sia di golf e anche del giro del golf in Italia in questo momento, per parlare anche, ovviamente, anche con Massimo De Luca di calcio. Visto le buche in riva al mare. Sono bellissimi, io ho girato già tanti campi nel mondo, in Italia, e insomma non è frequente trovare delle buche così spettacolari con un mare così bello, perché buche lungo il mare in fondo ce n'è parecchie, ma non tutti i mari sono così belli come quello che abbiamo trovato qui. C'è un giro del golf che si sta fermando in Italia dal suo punto di vista in questo momento? Sì, il golf sta crescendo e per tanti motivi secondo me è destinato a crescere molto ancora.